Quarta corsa dal Savio di Cesena, una prova per soggetti anziani. È il terzo invito del Super Frustino. Tommaso Grassi World con favorito il numero 3 di Brios e Maurizio Cheli. 1 Blue Light Giuseppe De Filippis, 2 Uragano Spritz Marco Stefani, 3 Brios Maurizio Cheli, 4 Beethoven Griff Daniele Cuglini, 5 Angelica Gennaro Mitrano, 6 Byron Del Ronco Manuele Matteni, seconda fila 7 Balsamo Leone Lorenzo Baldi, 8 Aria Pink Federico Esposito, 9 Aida Griff Manuel Pistone, 10 Artico OP Dario Battistini. Problemi per Artico OP. E si parte con l'errore di Beethoven Griff, va al comando facile Brios nei confronti di Blue Light. In Numero terza posizione 4, Uragano Beethoven Spritz Griff, avanti ad Aida squalificato. Griff, mentre di fuori gravita Angelica. Brios in vantaggio, Numero 7, completa i primi Balsamo 200 metri in squalificato. 14,9 e prosegue da battistrada trascinandosi sempre Blue Light, quindi Uragano Spritz, mentre Aida Griff prova a muoversi dallo steccato, ma sembra venir chiusa lì dalla risalita di Angelica, quindi più indietro Aria Pink che chiude il gruppetto. 33 per i primi 400 metri e i 600 che se ne vanno in 46,1 con Brios in vantaggio. Nella sua scia c'è Blue Light, in terza posizione Uragano Spritz, di fuori sempre Angelica. La seconda pariglia prova a farla Byron Del Ronco, però sembra far fatica a tenere il contatto. Chiusa lo steccato Aida Griff, 1 minuto e 6 decimi per la metà gara. Da parte di Brios che prosegue indisturbato in vantaggio, Blue Light sempre nella sua scia, poi Uragano Spritz, quindi Aida Griff che non ha ancora la destra libera, il chilometro in 1:15,6 con Brios che allunga e cerca di scappare da Blue Light che è l'unico a tenere le tracce del battistrada, poi sempre Uragano Spritz avanti ad Aida Griff che è dal primo metro che battaglia per uscire da lì con Angelica, i 3/4 di miglio con una frazione in 14,4 e Brios scappa per provare a liberarsi di Blue Light che però ora sposta all'esterno a 200 metri dalla conclusione. Lo scatto di Blue Light addosso a Brios, Brios che si difende, Blue Light che attacca all'esterno, Brios che ha ancora una da gestire nei confronti di Blue Light che la rimonta, Blue Light che nel finale passa, chiude, vince facile al secondo posto, Brios al terzo Aida Griff. 1:15,1 il ragguaglio cronometrico, 33 la chiusa, il successo di Blue Light. Giuseppe De Filippis che sale in salchi all'allievo di Sabina Breccia, portacolori dell'azienda agricola dell'avvocato di Vittorio Miniero. Il successo di Blue Light con facile percorso da secondo in corda, nel finale brucia Brios, terza una sfortunata Aida Griff.